Il Teatro Verdi di Pordenone si prepara a ospitare la partenza della nuova tournée nazionale dello spettacolo La pulce nell'orecchio, una produzione firmata dal regista Carmelo Rifici che riporta in scena il capolavoro comico di Georges Feydeau. Lo spettacolo riallestito per l'occasione sarà in programma venerdì 7, sabato 8 alle 20:30 e domenica 9 febbraio alle 16:30. Lo spettacolo è prodotto da due teatri molto importanti che sono il Piccolo Teatro di Milano e il LAC di Lugano, quindi è veramente un'occasione prestigiosa per Pordenone aver avuto in residenza per una settimana questa compagnia e il fatto che la tournée dello spettacolo parta proprio da Pordenone in esclusiva per tutto il Triveneto. Carmelo Rifici insieme a Tindaro Granata ha curato un adattamento che coniuga fedeltà al testo originale e una nuova attenzione ai temi del linguaggio e delle ambiguità. In scena un cast brillante di 12 attori, tra cui Giusto Cucchiari, Cristian La Rosa e Alfonso De Vrese, porta il pubblico in un vortice di equivoci e comicità. Abbiamo costruito un cast con una grande sintonia, nel senso che ho chiesto agli attori e alle attrici di essere anche molto propositivi nel proporre i loro personaggi, che hanno una surrealità, una follia, una giocosità che necessitava di una propria fantasia, quindi in qualche modo abbiamo giocato, no? Io gli chiedevo dove volevo arrivare con lo spettacolo e loro proponevano a me delle possibilità, no? E poi insieme abbiamo costruito questa macchina infernale che è lo spettacolo.